In Veneto stanno ricomparendo le zecche, le quali hanno un morso indolore ma possono portare con il loro morso numerose malattie, tutte curabili. L'habitat preferito delle zecche è rappresentato da luoghi ricchi di vegetazione erbosa e arbustiva, con preferenze ambientali che dipendono dalla specie. C'è infatti quella che preferisce gli ambienti freschi e quelle invece che prediligono il clima caldo. Luoghi come stalle, ricoveri di animali e pascoli sono tra i loro ambienti preferiti. Dal 2019 la Regione Veneto garantisce la vaccinazione anti-encefalite da zecche, la TBE, disponendo la gratuità della stessa su richiesta per tutte le persone residenti nell'azienda ULS 1 Dolomiti, provincia di Belluno. Nel resto del territorio regionale è offerta gratuitamente ai soggetti appartenenti ad alcune categorie a rischio, quali i volontari del soccorso alpino e i volontari della protezione civile. Oltre alla vaccinazione esistono alcune norme comportamentali di prevenzione, come ad esempio ridurre la possibilità di venire a contatto con le zecche, almeno per individuarle rapidamente prima che possano trasmettere una malattia, quindi in occasione delle passeggiate tra i boschi per chi passerà le sue vacanze in montagna. È quindi in generale consigliato indossare abiti chiari perché rendono più facile l'individuazione delle zecche, coprire le estremità soprattutto inferiori con calze chiare, meglio stivali, utilizzare pantaloni lunghi e preferibilmente un cappello, evitare di strusciare l'erba lungo il margine dei sentieri, non addentrarsi nelle zone in cui l'erba è alta. Al termine dell'escursione effettuare un attento esame visivo e tattile della propria pelle, dei propri indumenti e rimuovere le zecche eventualmente presenti. Le zecche tendono a localizzarsi preferibilmente sulla testa, sul collo, dietro le ginocchia e sui fianchi. Trattare sempre i cani con appositi prodotti contro le zecche, soprattutto a ridosso di un'escursione. Controllare, scuotere ed eventualmente spazzolare anche gli indumenti prima di portarli all'interno delle abitazioni per poi lavarli. Inoltre in commercio esistono repellenti per insetti anche per scoraggiare l'attacco delle zecche. Ionio Frutta continua la sua tradizione nel garantire ottimi prodotti di ortofrutta sempre freschi. Ionio Frutta è a Sottomarina in Viale Ionio a 2 passi dalla spiaggia e da oggi integra la sua gamma con frutta e verdura a chilometro zero. Grazie alla collaborazione con le migliori aziende agricole del territorio. Ionio Frutta, l'isola della freschezza.